Consuntivi dei primi 4 anni del governo Musumeci pubblicato sul sito della regione siciliana. Si tratta di un documento di circa 100 pagine che riassume in estrema sintesi alcuni dei risultati raggiunti dal governo regionale a guida di Musumeci fino al dicembre del 2021. Tra questi, per citare qualche esempio, l'avvio di 2 ZES in Sicilia orientale e occidentale, lo sblocco dei concorsi regionali dopo 30 anni, gli oltre 900 milioni spese per i diversamente abili, il finanziamento di opere contro il dissesto idrogeologico per 567 milioni di euro, il risanamento dei conti regionali, l'assunzione di oltre 9.000 professionisti della sanità nel biennio 2018-2020, l'istituzione di 10 parchi archeologici e di nuovi musei, la nuova legge sull'urbanistica, la procedura per realizzare 2 termovalorizzatori per i rifiuti e inoltre centinaia di milioni spesi per l'edilizia scolastica, sanitaria e per le infrastrutture stradali, portuali e digitali. Nell'opuscolo anche i dati sul campo dell'agricoltura, delle attività produttive e dei fondi europei. In questi 4 anni, per il presidente della regione Musumeci, afferma che abbiamo lavorato con grande impegno, investendo miliardi affinché la Sicilia potesse tornare alla normalità. Abbiamo portato avanti la rivoluzione della normalità e lo abbiamo fatto con il governo e con le forze politiche della maggioranza e con il Parlamento siciliano. Ci siamo riusciti, continua Musumeci? Sì, ma c'è ancora tanto altro da fare. Abbiamo lavorato nel silenzio del dovere, come dovrebbe fare chiunque, ma chi ha assunto ruoli di responsabilità istituzionale ha anche la necessità di comunicare agli elettori, a quelli che ci hanno votato e a quelli che legittimamente hanno votato in maniera diversa, e questo è il dovere di compiere un atto istituzionale.